Buon pomeriggio amici di Sportisti, oggi la seconda giornata di Serie C1 Girone A ci presenta l'importantissima sfida tra Palermo Futsal 89ers e Athletic Club Palermo. Ancora una volta un altro derby per mister Miosi, che praticamente da quando siete sulla panchina della formazione rosanero, oggi in maglietta bianca, ha sempre solo giocato dei derby. Insomma, vedremo come andrà in questa partita, ma prima di iniziare con il fischio da parte di direttore di gara siamo anche un pochino in anticipo, a essere sinceri. Qui si è intanto fermato, si è controllato un po' Riccardo Romeo le scarpe, adesso è pronto per cominciare il portiere ex Ficarazzi, scorso anno infatti nel campionato di Serie D. Ma noi quindi prima di iniziare guardiamo come sempre le statistiche, perché la formazione di casa trova al momento del 7° posto in classifica, un punto realizzato nel pareggio in una trasferta abbastanza complicata come quella contro la neopromossa Akragas. Nel frattempo di gara sta guardando il cronometro e inizia anche la partita. Presente anche il nostro tabellino come sempre, e primo possesso palla per gli ospiti con il fiorentino che scambia su Tuve. Giro palla con Valecchia che tocca il pallone, poi tocca anche Giuliano col numero 11, Tuve, capitano della formazione in maglia bianca. Poi la controlla Fiorentino, qualche problema nel primo controllo, poi riesce comunque ad andare in avanti. Contrasto ottimo da parte di Fava, che non vuole fare passare gli avversari. Nel frattempo, per guardare la formazione anche degli 89ers, vediamo come centrale in maglia numero 24 Claudio Megna, uno dei giovani più interessanti di questo campionato, scorso anno al Resultana San Lorenzo. Tra i pali un altro ex Resultana come Francesco Barcellone. Insomma, una formazione che presenta tanti giovani di belle speranze. Questa sarà sicuramente stata una delle tattiche del presidente Cutitta, che avrà sicuramente pensato che dai giovani si potesse ripartire, e lui sicuramente ne presenta in squadra di diversi piuttosto interessanti. Intanto Megna cerca in avanti il pallone, viene fermato però dall'ottimo intervento difensivo di Vallecchia, che come Megna è uno degli under più interessanti. Ricordiamo invece oggi, come sempre ormai in questo campionato di C1 da quest'anno, infatti il tempo effettivo con ben 2 tempi da 20 minuti, sono 40 infatti totali, ma sappiamo che durano di più. Poi intanto Tuve cerca la conclusione per spinta, ed è vantaggio dell'Athletic Club Palermo. Il gol viene firmato con la mano numero 11 di Alessandro Giuliano, risultato che quindi si sblocca immediatamente. Esultanza da parte del pubblico presente qui al campo delle Trinacchia, 0-1 il risultato, e adesso si mette sicuramente in salita per gli 89ers, che però vantano comunque una formazione di livello e che dovranno sicuramente rifarsi dopo un inizio non ottimale con Grammatica che cerca i compagni. Annolino, ecco Megna che potrebbe tornare indietro ma decide di controllare il pallone, poi si inserisce Annolino, anche lui come Megna e Barcellona, ex Resultana San Lorenzo. Fava, il capitano, lascia lì il pallone. Grammatica, Megna, palla in profondità per Annolino che cerca la conclusione con il destro, viene murato però dall'intervento difensivo da parte di Emanuele Fiorentino. È stato abbastanza puntuale qui nel suo contrasto. Fiorentino vuole il dribbling, lo guarda negli occhi Grammatica, lui decide però di scaricare, adesso cerca Tuve la conclusione, deviazione, calcio d'angolo, il primo di questa partita. Risultato per chi si fosse situato in questo istante di 0-1. Hanno sbloccato subito i ragazzi di mister Miosi, poi conclusione da fuori, tentata sempre da Fiorentino, che è uno dei più attivi questo inizio di match, inizio della nostra partita. Nella nostra intro quindi parlavamo del risultato della prima giornata con Palermo Futsal 89ers, che è uscito con un pareggio dalla trasferta complicata contro l'Akragas, 1-1 il risultato, gol di Zappulla. Dall'altra parte invece Cillari. Non è invece positivo l'esordio di mister Miosi in campionato, perché è arrivata una sconfitta 0-3 contro però una delle corazzate di questo campionato. Stiamo parlando chiaramente del Cust Palermo. Intanto sempre Fiorentina a cercare il secondo palo, poi va giù, tutto regolare, si continua, Fiorentina lotta, poi Megna esce come un gigante dal possesso, poi Annolino tenta il dribbling e Tuve comunque riesce immediatamente a recuperare. Sarà dunque rimessa laterale per l'89ers con mister Costantino che cerca di chiamare i suoi all'appello. Megna cambia tutto, Fava scarica e si appoggia, Annolino, sempre Claudio Megna,
Grammatica può puntare, decide poi di scaricare sul compagno, nel frattempo i primi movimenti sulla panchina degli ospiti, poi cerca un pallone al secondo palo, Tuve capisce tutto in anticipo, grande esperienza per lui, calcio d'angolo quindi per gli 89ers, del primo di questa partita per quanto riguarda la formazione di casa, perché già ce n'è stato un altro, però per la formazione di maglia bianca, poi conclusione di Grammatica, viene murato Fiorentino, anzi no, chiedo scusa, Vallecchia, Fiorentino, Tuve, il capitano, Fiorentino. Diciamo quindi il risultato della prima giornata del TD Club Palermo, che è uscita sconfitta tra le mura amiche, risultato di 0-3 ricordiamo contro il Cus Palermo, gol per Giannola e 2 invece per il solito Miranda, che insomma ormai abbiamo speso tanti aggettivi per lui. Nel frattempo casca giù Atanasio Fava, fallo da parte di Giuliano che dice di non aver toccato l'avversario, l'intervento è stato anche con il piede un po' alto in realtà da parte dell'11, autore del gol che ha sbloccato il risultato, nonché anche il primo gol in questo campionato per la TD Club Palermo. Nel frattempo contropiede sprecato, si riparte quindi con una rimessa dal fondo, anzi no, rimessa laterale, sembrava quasi potesse essere uscita dal fondo, ma così non è stato, quindi si riparte da Fiorentino e non direttamente dai piedi di Riccardo Romeo. Sbaglia il tocco Vallecchia, poi passare il palleggino in avanti per Annolino e Romeo esce in anticipo, una grande chiusura. Poi le urla sentite di Riccardo Romeo, che sicuramente è uno dei portieri più esperti di questa categoria, ma lo conosciamo molto bene, la sua esperienza la conosciamo sicuramente oggi. Scorso anno in forza alle Figarazzi, per lui infatti vittoria dei playoff di Serie D. Tanto conclusione da fuori tentata da Alessandro Annolino, c'è stata anche una deviazione, dunque calcio d'angolo. Parlavamo invece di Romeo, come lo scorso anno ha conquistato l'accesso in C2, intanto un'altra volta un'altra tattica con il destro sempre di Annolino. Vediamo invece Romeo come ha ottenuto l'accesso in Serie C2 con il Figarazzi, poi ha lasciato la formazione bianco-blu dopo aver vinto una finale importantissima contro il Bisacchino, la parte finale, una semifinale grandiosa contro il Palermo Futsal Club del presidente Gabriele Pazzaglia, finale al Cardiopalma con una partita veramente incredibile, rimonta nei minuti finali di Rosanero, poi tanto Fiorentino vuole mettersi in proprio, Giuliano, Vallecchia, buono qui il controllo, cercava forse il sinistro ma non l'ha trovato, Giuliano, Fiorentino, finta, prova a intestarsi da solo, casca giù, calcio di punizione, Megna era praticamente ripartito in contropiede, è stata anche una buona giocata per lui, ma il direttore di gara ha deciso di fermare il gioco. Guardiamo i direttori di gara di oggi, perché si tratta di Salvatore Panarello e Antonio Melita, entrambi della sezione di Messina, per un derby palermitano, insomma un arbitraggio abbastanza importante per questa partita di oggi, che lascia insomma spazio a pochi verdetti. Entrambe le formazioni vogliono la vittoria, da una parte gli 89ers per cercare di costruire un fortino all'interno delle proprie mura, dall'altra parte invece a TD Club Palermo per ricominciare dopo la sconfitta della prima giornata di campionato. Nel frattempo calcio di punizione, va Vallecchia sul punto di battuta, che qui sta guardando anche la porta, e quando uno come lui guarda la porta vediamo che possa sempre calciare. C'è anche Tuve però, forse magari uno schema, parte del capitano, infatti è così. Vallecchia, palla in anticipo, Megna, bravissimo, va giù, aveva anche tentato ma sembrava abbastanza evidente in realtà qui l'intervento su Claudio Megna, che è sempre molto elegante, il giovane numero 24, che però non è il suo numero preferito, in quanto il numero preferito è il numero 4. Tipo, rimasto giù, si alza anche un po' arrabbiato forse con la scelta di direttore di gara, anche il tecnico lo sta cambiando, al suo posto entra con la maglia numero 26 Andrea Pennino. Grammatica guadagna spazio, col sinistro si appoggia Fava, le finte, lo fronteggia Giuliano, poi Fiorentino è l'uomo al momento più avanti dei suoi. Pennino scarica e si inserisce, poi sbaglia il passaggio Fiorentino. Tuve
Ancora Fiorentino, tutta la sua tecnica, gli spalti suggeriscono di calciare, poi Tuve, secondo palo, cerca una cosa al secondo palo, poi in realtà si trasforma in un pallone sul primo. C'era Giuliano che stava effettivamente attaccando, ma buona fila difesa da parte di Pennino e di Fava, che comunque stavano aiutando Barcellona. Fava. E poi le urla da parte di Mister Miosi che cerca di chiamare la pressione, poi Tuve senza badare allo stile, ma con tanta efficacia il capitano, mai numero 7 per lui. Annolino scarica e si inserisce. Pennino cerca l'incursione centrale, viene fermato all'ottima chiusura difensiva da parte dell'Atletica Palermo, che poi si confonde e sbaglia. Tuve, Giuliano, lui che ha sbloccato questa partita con un facile tap-in sulla conclusione di Fiorentino. Vallecchia può puntare, ci pensa un attimo, rientra, scarica, Tuzzolino. Tuve, palla centrale, la controlla molto bene Giuliano, che fa ottimo lavoro da perno, poi con il tacco va servito in maniera molto elegante Vallecchia, ma si riparte in contropiede con Pennino, palla secondo palo a cercare proprio Fava, pallone che però non arriva nei piedi del giocatore in numero 10. Si riparte quindi con una rimessa laterale, anzi dal fondo, con Riccardo Romeo che saggiamente fa subito ripartire i suoi. Fiorentino, Giuliano, l'anticipo da parte di Pennino che poi riparte in velocità, ma la palla termina fuori. C'è anche il direttore di gara, aveva saltato con un pregevole dribbling, ma il pallone era già terminato anzitempo in situazione di rimessa laterale. Fiorentino parte da dietro, Giuliano, anzi Tuzzolino che è appena entrato al posto di Tuve. Ecco Giuliano, la controlla, sempre molto elegante. Tuzzolino, l'ex calciatore del Palermo, calcia a 5. Fiorentino sul sinistro va a calciare, viene fermato da un ottimo intervento del giocatore appena entrato, tra con la maglia numero 28, Flavio Muratore, anche lui giovanissimo, è entrato al posto di Fava, quindi adesso un quintetto abbastanza giovane con Pennino, Fava, Grammatica e Annolino. Sbaglia tutto in questo caso Pennino. Nel tempo fuori Giuliano ed è entrato con la maglia numero 21 Marco Tabita, lui che è uno dei più interessanti, anche la maglia bianca. Gioco fermo intanto, Mister Miosi a chiedere qualcosa al direttore di gara, forse per l'intervento non fischiato. Annolino, ecco Pennino, la giocata, poi ottima fase di ripiegamento da parte di Tuzzolino che va giù, c'è stata anche una maglia trattenuta abbastanza evidente, si riparte quindi con un calcio di punizione. Sono 3 i falli dei padroni di casa, 2 per gli ospiti, insomma gara che sta anche facendo notare una certa ritmicità dal punto di vista dell'intensità di gioco. Fiorentino intanto, c'è Vallecchia ma non lo serve, Tuzzolino. Vallecchia appena poi viene al cambio. Il tempo sta per iniziare anche la partita di Francesco Pillitteri, al suo posto uscirà, come ci suggerisce Mister Miosi, e come sempre chiama i cambi con tanta voce. Uscirà Vallecchia, nel frattempo Tuzzolino guadagna un altro calcio di punizione che è abbastanza ingenuo in realtà. Alessandro Annolino che commette fallo, un giocatore della sua esperienza non può commettere questi errori, lui però lo ha commesso, infatti è il quarto fallo in questo inizio di match. Il risultato, per chi si fosse sintonizzato sul canale di Sportisel in questo istante, è di 0-1. Fiorentino prova a puntare con l'esterno, deviazione, rimessa laterale. Tuzzolino, ecco il primo pallone toccato da Pillitteri, casacca numero 10. Pressione molto alta chiamata con Pennino che ha ricevuto da Muratore, palla in avanti, cercare Grammatica, viene fermato, può partire in contropiede Fiorentino, serve compagno, poi le finte da parte di Tabita che vuole il fondo, poi si ferma, cerca di dialogare con i compagni, non trova però nessuno che lo può aiutare, dunque rimessa laterale per l'Atletico Club Palermo che rimane comunque sempre nella zona offensiva. Fuori Marco! C'è Tuzzolino, anzi Tuzzolino calcia adesso, prende sul dorso l'avversario, pallone di Fiorentino.
Palla ancora una volta in dimessa laterale, però da posizione ancora più avvicinata. Tuzzolino con il destro, palla secondo palo per Tabita, che ha provato addirittura a girarsi con il tacco nel tentativo di deviare questo pallone, ma nel frattempo piccolo time out, il break chiamato dalla formazione di casa, che vorrà decisamente cambiare forse un inizio in realtà neanche brutto dal punto di vista tecnico, perché i canesi comunque stanno tenendo bene il campo, ma il risultato non li sta comunque favorendo, con la gara che al momento è ferma sullo 0-1. La decide Giuliano con un facile tap-in su una respinta forse non proprio pulitissima di Francesco Barcellona, che avrebbe potuto decisamente fare di più, forse anche deviarla magari verso l'esterno, non in questa maniera. Poi ovviamente da lì Giuliano ha avuto anche grande posizionamento, si è fatto dire 2 volte, insomma, per trovare anche questo primo gol della formazione rosanero in campionato. Finito anche il time out, come avete sentito dai nostri microfoni. Si parte dunque con la rimessa dal fondo. Barcellona sul punto di battuta, poi chiama forse uno schema. C'è anche un cambio con Strongoli che fa il suo ingresso, maglia numero 25 per lui. Tuve, palla per Tuzzolino che vuole il dribbling e lo salta. Tuzzolino poi cerca il taglio, Tabita! E non trova la porta, ma per questione veramente di centimetri con la punta si era anche girato molto bene. Barcellona comunque era in posizione, pronto a intervenire. Pennino, Strongoli, Muratore, Strongoli, Zappulla, autore del gol della scorsa giornata contro l'Agragas. Pressione molto alta da parte dell'Athletic Club Palermo. Zappulla si riparte ancora una volta da dietro con Strongoli, poi cerca di inserirsi, palla al secondo palo e Romeo chiude invece sul primo, anticipa, non vuole fare scorrere questo pallone. Poi Strongoli, vieni qua. Bravo tu. Finché viene fermato proprio dalla buona chiusura difensiva da parte di Pillitteri. Aveva tentato questo dribbling sul fondo senza però riuscirci. In questo caso si tratta di Zappulla. Tuve, Tuzzolino, Pillitteri, Tuve. Pressione anche abbastanza alta da parte della formazione di casa, che però non riesce a mantenere quello che è il possesso. Dunque si ricomincia da dietro con Strongoli. Pennino, Strongoli, c'è largo Zappulla, non lo serve, ha tentato invece la profondità per Flavio Muratore, pallone che però è terminato in rimessa laterale. Palla fuori, dunque rimessa laterale per gli 89ers che ripartono dunque da dietro. L'anticipo tentato e anche riuscito in realtà da parte di Tuzzolino, che aveva capito in anticipo il passaggio, ma però non è riuscito a partire verso la porta. Muratore, Pennino, rischia un poco Strongoli, pressione sempre molto alta, va giù, fallo di Duvè, cartellino giallo per il capitano dell'Athletic Club Palermo. Primo fallo, ma il direttore di gara non l'ha voluto perdonare. Effettivamente è entrato anche in ritardo, rimasto a terra. Se non abbiamo visto male si dovrebbe trattare di Andrea Strongoli. Anche dagli spalti qualche protesta forse per qualche fallo non fischiato da parte delle duo
Panarello e Melita, ma al momento credo che stiano arbitrando anche in maniera perfetta. Zappulla, poi perde il pallone. Zappulla, Dio scusa. Cerca il pallone su Juve, palla che termina invece fuori, ma ancora una volta sta un po' rischiando quella critica del Palermo, perché più volte attacca, più volte si fa vedere in avanti, ma non riesce quasi mai, forse nell'ultimo passaggio, perché comunque Palermo Futsal Light Niners riesce sempre a chiudere in maniera ottimale. Oggi tanti giovani in campo, ma non è una novità per la formazione del presidente Cutitta. Il dribbling tentato, Pennino, poi con la punta quasi a cercare i compagni, ma mette tutti d'accordo Tuve, poi si esce fuori, pressa molto alto, cercava il pallone e l'ha ottenuto Pillitteri, ma vicino a lui c'era comunque Zappulla che era pronto a intervenire. Lancia in avanti, si ritorna direttamente da Francesco Barcellone. Pennino, Zappulla prova a saltare l'uomo, poi si appoggia saggiamente da Strongoli. Pennino chiama la pressione mister Miosi, centrale, va giù, calcio di punizione e cambiano ancora i falli, perché adesso siamo a 4 falli pari. Bisogna capire quanto manchi alla fine della prima frazione di gioco. Ricordiamo da quest'anno la grandissima novità del mondo del futsal, perché il campionato di C1 passa con il tempo effettivo, 2 tempi da 20, totale di 40 minuti ogni volta che il pallone termina fuori o c'è un'interruzione. Il tempo viene stoppato e questa sicuramente è una new entry per tutti gli amanti del futsal. Nel frattempo si ritorna in campo con Pillitteri che vola in mancino, chiede forse un po' troppo alla sua tecnica, perché lo tiene molto bene qui Andrea Strongoli, che gli concede l'esterno e fa anche la cosa migliore. Muratore ha spazio, può rientrare, cerca i compagni, ottiene Pennino. Zappulla lo porta lontano Tuve, poi cerca la conclusione direttamente dalle parti di Riccardo Romeo. Tuve. Al momento per Riccardo Romeo veramente pochissime parate, probabilmente soltanto 2 su palloni che erano stati in realtà messi in mezzo. Come sempre con un grande posizionamento è riuscito a sventare il tutto, poi ripartire in velocità il Palermo Futsal 89ers, ma ne ha fatto anche un cambio perché entra Paolo Di Cara, maglia numero 24, poi sbaglia la rimessa. Tabita vuole andare sulla linea di fondo, prova la giocata in mezzo a 2, forse un fallo, tutto regolare, si continua e adesso calcio di punizione. Che cos'è questo? Che cos'è? Che cos'è? Ed è il quinto fallo, dunque dal prossimo fallo sarà tiro libero per il Palermo Futsal 89ers. E qui mister Miosi deve stare veramente molto attento, dire ai suoi ragazzi che probabilmente occorre giocare con un pizzico di calma in più, perché adesso da ogni fallo sarà tiro libero e chissà che magari un piede caldo come quello di Megna o forse Annolino, che al momento però è in panchina, potrebbe essere una soluzione più che valida. Intanto Megna cerca ancora Strongoli, lo ottiene. Giuliano non vuole pressare più di tanto, sempre Megna, palla un po' rischiosa. Poi cerca la gioca solitaria, non riesce però. Tempo piccolo, time out. Risultato di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. La gara valeva per il campionato di C1, seconda giornata. Al momento il vantaggio, la Teddy Club Palermo con il risultato di 0-1, gol di Giuliano, che sta decidendo questa partita. Un momento molto vivace, ritmi indiavolati sia da una parte che dall'altra, le formazioni che non stanno lasciando nulla al caso, che vogliono sicuramente portare a casa i 3 punti, sanno quanto siano fondamentali per le sorti della classifica, per iniziare bene un campionato. Quindi soltanto la seconda giornata, il campionato è molto lungo, però sappiamo bene che
si incomincia bene la stagione, chiaramente poi potranno avere tanti benefici. Nel frattempo si riparte con il gioco direttamente dalle parti dell'Athletic Club Palermo. Tuve per Di Cara, Tuve, palla centrale, Giuliano la tiene, poi carica il destro, deviazione, Di Cara con l'addome probabilmente è intervenuto, forse con il quadricipite. Bisogna vedere anche forse le immagini per capire come l'abbia toccata Di Cara, ma fatto sta che comunque si salva il Palermo Futsal 89ers con Barcellona che era probabilmente battuto da lì. Megna, Strongoli, sempre Megna, scarica e poi si inserisce il 24, Zappulla, palla ancora per Vegna che cerca il taglio del compagno e rientra in mezzo a due, casca giù e Tuve dice qualcosa al direttore di gara, forse voleva un intervento, una sanzione forse di irregolarità. Megna, il dribbling integrato da Zappulla, si riparte con Giuliano, Di Cara, si torna dietro, Tuve capitano, poi Tuve con il destro, conclusione molto potente da parte del capitano. Strongoli, poi tenta il dribbling Pennino, esce anche Romeo e qui con tutta la sua esperienza a dare anche manforte ai compagni con la sua uscita e poi riparte subito in avanti con il pallone su Giuliano che la controlla in maniera perfetta, poi mezzo a due contro Annolino, l'ultimo tocco è proprio del set, Romeo infatti lo sa, lascia scorrere, rimessa dal fondo. Tuzzolino, Tuve, Giuliano, l'appoggio, Tuzzolino e ancora Tuve, quasi una filastrocca oggi, vedete che si scambiano sempre il pallone. Vallecchia cerca il dribbling, Tuzzolino ritorna dietro da Tuve, allarga il gioco per Vallecchia con il tacco molto elegante ma non riesce a servire i compagni. Pennino, per lui praticamente quasi tutti i minuti in campo, grande. L'Athletic Club Palermo in realtà stava in vantaggio, il risultato di 0-1, poi però praticamente nel giro di 2 minuti l'orgoglio della parte della formazione del tecnico Costantino che ha ribaltato tutto, un risultato incredibile, un'uscita da parte di Romeo che non è riuscito poi a coprire tutta la porta, pallone in mezzo all'area di rigore e da lì il gol del 2-1, ma nel frattempo siamo tornati per continuare a commentare la partita dopo questi piccoli problemi tecnici che purtroppo ci hanno permesso, ripeto, di registrare i 2 gol della formazione di casa che ha ribaltato tutto nel giro di 2 minuti, incredibile qui al campo Trinacria per questo derby tra Palermo Futsal 89ers e Athletic Club Palermo Megna. Si inserisce, pallone lungo, Romeo, Fiorentino, Tuve, larga il gioco da Giuliano che può puntare la difesa, Giuliano ci pensa un attimo, poi si appoggia, Tuve, palla in profondità, Vallecchia, Fiorentino, tanta potenza, poca qui la precisione da parte del giocatore in maglia numero 8, pallone alto di molto, si riparte dunque dai piedi di Francesco Barcellona. Ottimo qui il controllo, poi Fiorentino sradica il difensore. Fiorentino vuole il suo dribbling, poi va giù, tutto regolare, può ripartire un 2 contro 1 davanti alla porta, contro Romeo, palla al secondo palo, poi scivola e spreca incredibilmente il Palermo Futsal 89ers
con Grammatica che aveva fatto una grande giocata servendo il compagno al secondo palo. Nel frattempo finisce qui anche il primo tempo con il risultato di 2-1. Qui si sta un po' mangiando le mani il giocatore della formazione di casa, con Grammatica va servito effettivamente il suo compagno. Noi nel frattempo vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, e poi torneremo per il secondo tempo. A dopo. Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A. Il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso Bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa Minia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra riesce a convergere, propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri. Si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. In gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri. Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo, che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Lo Gerfo, ma occhio a questa situazione, il direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo, che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldaccio, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldaccia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri Giovanni Pace. Qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldaccia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste allora il Casteldaccia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldaccia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldaccia. Mister Tumminia, se ti conosco un po', stai ancora pensando a quel gol di Sferruzza agli ultimi secondi? Sì, vabbè, già la partita era finita, però ecco, è un peccato prendere gol, comunque c'è da complimentarsi con la squadra, con la società, e siamo veramente contenti di aver regalato questa importante vittoria ai tifosi, quindi l'importante era iniziare bene e ce l'abbiamo fatta. Ecco, contro una squadra grintosa e aggressiva come il Casteldaccia era fondamentale cercare di mettere un po'
un po' di gap ed è stato anche fondamentale evitare di farli rientrare in partita prima dell'espulsione di Bisogni. Sì, ed è stata una partita bella maschia, tosta. Mi dispiace per il cartellino rosso di Pace, dove l'arbitro ha valutato secondo me una scelta errata, però ci sta. Devo fare i complimenti a Casteldaccia perché avevo visto la partita contro l'Aspra e quindi lo sapevamo che non sarebbe stato facile, considerato che è una squadra appunto di carattere, grintosa e ha degli ottimi giocatori e un buon allenatore. Ecco, a proposito di quello che è successo nel primo tempo, la sensazione che si è avuta da fuori è che il rigore di Lucera abbia un po' sbloccato anche mentalmente la squadra. Sì, ci siamo allenati bene dal punto di vista dell'atteggiamento che si è visto oggi, quindi il rigore di Raimondo ci ha dato quella serenità, siamo partiti, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, potevamo fare qualche altro gol perché secondo me qualche scelta di qualche fuorigioco è dubbio, però va benissimo così. Ora, prima trasferta lunga di questa prima parte di stagione, si va in casa di una squadra forte ma ferita perché ha perso nettamente alla prima. Come prepari questa partita? La prepareremo come tutte le altre, appunto con la consapevolezza che sarà una partita molto difficile, campo difficile, è una società che cercherà. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal 89ers e Athletic Club Palermo. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, purtroppo abbiamo perso i 2 gol della formazione di casa per problemi tecnici legati alla connessione che ci hanno permesso infatti di poterli registrare, però ciò che è successo è stato veramente incredibile perché Palermo Futsal 89ers ha recuperato 2 gol praticamente negli ultimi istanti di partita dopo un dominio la formazione in maglia bianca del Club Palermo. C'è stato anche un tiro libero nel frattempo, sempre per i padroni di casa, in quel caso però Palermo è stato gettato fuori dopo una conclusione di Annolino. Adesso siamo ritornati per questo secondo tempo, risultato di 2-1. Mister Miosi ha parlato a lungo con i suoi giocatori, con i suoi ragazzi, e infatti sta continuando a dire qualcosa, probabilmente anche un po' guardando la mimica del tecnico, sull'intensità, perché insomma il gesto è abbastanza internazionale e sta al momento mettendo in risalto il tecnico. Nel frattempo si ritorna quindi in campo con Annolino sul punto di battuta, vediamo Grammatica, Legna, Fava e Barcellona da una parte, dall'altra invece come sempre Riccardo Romeo, Uve, Tuzzolino, Fiorentino e Tabita. Questi i 5 e ricomincia anche il secondo tempo, i successivi 20 minuti, ricordiamo la grandissima novità del tempo effettivo, 2 tempi da 20 minuti, un totale di 40, dunque tempo effettivo anche nel mondo del calcio a 5, anche nel mondo della serie C1. Si ritorna quindi con Romeo che blocca questo pallone, serve subito Tuzzolino, viene richiesto a lui soprattutto di creare azioni, lui che può decisamente farlo. E palla ancora a cercare il primo palo, Barcellona va comunque chiuso, ci ha preso proprio Tuzzolino, stavamo dicendo infatti in questo inizio secondo tempo come sia chiamato a cercare una giocata, una delle sue, e sbaglia Grammatica. Fiorentino può puntare, cerca invece i compagni, va sul fondo, le finte, sempre Fiorentino, allarga, parecchia per Tuve, che però calcia malissimo. Il pallone si è anche alzato probabilmente perché da un giocatore come Tuve ci aspettiamo decisamente altri tipi di occasioni. Intanto qui grande anticipo, poi 10 a in pallo, Tuve allarga il gioco, Tabita può andarsene in mezzo a 2, viene fermato però da Megna, ma c'è stato anche il raddoppio provvidenziale di Pennino, anzi no, di Grammatica, chiedo scusa. Barcellona cerca il rilancio, non è precisissimo però con i piedi. Romeo poi cerca il pallone, cerca il secondo pallo per l'inserimento di Tabita, ci ha provato qui Fiorentino ma ha dovuto fare i conti con Barcellona che ha chiuso perfettamente il palo, calcio d'angolo, palombella, poi Fava capisce tutto e fa partire i suoi. In contropiede Annolino contro 2 maglie bianche, arrivano anche in 3, poi cerca la conclusione Annolino. Sul primo c'era Riccardo Romeo però, che come sappiamo è un maestro nel chiudere il primo palo. Fiorentino
lottano, poi Grammatica, Annolino, le finte, poi sul destro casca giù, tutto regolare, Tuzzolino, calcia e Barcellona, perfetto qui, si distende come un gatto, mette il pallone in calcio d'angolo, azione pericolosissima per la Club Palermo che risponde sui colpi come sempre di Giovanni Tuzzolino, ex giocatore del Palermo Calcio a 5, scorso anno uno dei protagonisti, la salvezza rosanere, poi viene fischiato un cambio, probabilmente pallone in movimento, invece no perché era laterale, dunque non era calcio d'angolo, era rimessa laterale, poi conclusione Tuzzolino ancora, va giù Barcellona che però si tocca il polso, tutto ok però. Poi il pallone in realtà è terminato fuori. Tuzzo, tieni la braccia! Tieni la braccia! Pensare che Niners sicuramente non ha molta fretta di giocare, ma c'è il tempo effettivo, quindi non può essere più una tattica ormai all'interno del campionato di C1. Si recupera tutto, intanto conclusione di Tuzzolino ancora una volta e sta sfidando più e più volte Barcellona. Uno con la sua tecnica e con la sua velocità di esecuzione di tiro deve calciare, lo ha capito Tuzzolino. Fiorentino, Tuzzolino, Tuve con la suola si ferma, Tuzzolino cerca la migliore giocata, va sull'esterno, poi viene fermato dal contrasto di Annolino che però non riesce a mantenere il possesso, sarà dunque rimessa laterale. Si gira, prova a calciare, Tabita viene fermato ancora una volta dalla lotta difensiva da parte di Megna che sta giganteggiando oggi in difesa, il giovane numero 24. Tuzzolino, Tuve, col sinistro, anzi con la punta, Fiorentino dopo aver fatto una buona giocata con la suola ha cercato il primo palo, una posizione molto forte, ma Barcellona è comunque attentissimo e riparte subito in avanti, viene fermato, poi Annolino stava anche per creare una grandissima occasione, controllo da urlo e poi col sinistro stava per trovare la via del gol, poi Fiorentino rischia tanto ma fa una grande giocata con personalità, Tuve e ancora Fiorentino. Tuve, Fiorentino, tenta un dribbling e poi viene fermato però dall'ottimo contrasto di Grammatica. Tuve in anticipo lotta Megna e l'ultimo tocco è proprio del capitano del Club Palermo, nonché unico ammonito al momento della partita. Tabita, Fiorentino, Tuzzolino col mancino, però la conclusione viene deviato. Ottima chiusura difensiva da parte del giocatore appena entrato. Trattava di pennino. Fiorentino, Tuzzolino cerca Fiorentino, si cercano molto i due, poi si appoggia dietro. Castelli appena entrato, fresco, può dare qualcosa in più. Fiorentino la sterzata, poi cerca un dribbling di troppo, decide poi di appoggiarsi saggiamente su Tuzzolino. Castelli, Fiorentino, Tuzzolino converge, si ferma, sterzata, va sul sinistro, può calciare, ci pensa un attimo, poi decide di appoggiarsi da Castelli. Azione insistita ancora con Tuzzolino, gestisce il pallone, Tabita prova a controllarla in mezzo a due, molto complicato, poi Grammatica decide di spazzare questo pallone, risultato sempre di 2-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante della partita. Viene cercato, Castelli va anche giù, tutto regolare chiaramente.
abbastanza evidente però che fosse tutto ok per il direttore era molto vicino, ma intanto sarà una situazione di rimessa laterale, palla in avanti a cercare proprio Grammatica che la tocca in realtà con il viso, ma non la controlla, molto complicato. Tuzzolino, Castelli, nel frattempo rientra in campo Giuliano, autore del gol che ha aperto le danze. Poi va giù, si continua, Castelli col sinistro, viene murato 2 volte, poi Giuliano la controlla, viene anche ostacolato da Fiorentino che si è rialzato da terra praticamente subito, poi cerca di aiutare i compagni, ma senza comunque riuscirci. Grammatica, prova a calciare col sinistro, era molto esterno. Arriva! Poi in mezzo a 2, prova la giocata molto complicata, viene infatti fischiato il fallo qui. Tutta la personalità di Marco Castelli che ha cercato in mezzo a 2 maglie di andare oltre, commesso invece un intervento irregolare. Andrea Pennino in questo caso. Quindi calcio di punizione con lo stesso Castelli che si incarica di battere. Qui tutta la personalità di questo giovane calciatore, maglia numero 22, in corsa sul sinistro. Qui sembra molto concentrato, penso che vorrà calciare verso la porta, ma Barcellona è un portiere che da fuori si esalta, sappiamo. C'è anche Tuzzolino vicino a lui. Lo schema, Castelli, Tuzzolino, vuole il fondo, poi cerca il dribbling e commette anche fallo qui. Intervento effimero da parte dell'ex Palermo Calcio a 5, che invece è molto esperto Andrea Strongoli, che non appena seguito le mani di Tuzzolino si è subito lasciato cadere, ma anche qui ci vuole un pizzico di esperienza e anche di furbizia per conquistare questo fallo. Sono quindi 1-1 i falli di questa partita al momento di questo secondo tempo. Fiorentino con la sua molto elegante, Tuzzolino, Vallecchia appena entrato, Giuliano, attacco anche per lui, Tuzzolino, Vallecchia, tutto a posto di Castelli che stava comunque ben figurando. Fiorentino carica il destro, viene murato ancora una volta, palla in rimessa laterale, 2-1 il risultato perché si fosse sintetizzato in questo istante. Fiorentino salta tutti, ma il gioco è fermo perché è rimasto a terra. Se non abbiamo visto male, il capitano Atanasio Fava dovrebbe essere, cerchiamo di darvi conferma. Tocca il viso, probabilmente è uno scontro con gli avversari. Giuliano un po' fastidito, invece Fiorentino sta alzando il compagno, il suo avversario. Si tratta proprio di Fava, infatti, che sta toccando anche la zona cervicale, probabilmente un colpo non volontario chiaramente, ma stiamo adesso 2-1 anche per quanto riguarda interventi irregolari. Il controllo, Fava si gira sull'esterno, casca giù ed è fallo da parte di Umberto Vallecchia. Romeo imbufalito con il direttore di gara, ma anche Tuzzolino, un po' tutta la panchina in realtà della TD Club Palermo. Intervento irregolare da parte della difesa su Atanasio Fava, che conquista quindi questo calcio di punizione, la possibilità di poter cercare la porta da una distanza abbastanza importante. C'è Grammatica che è anche vicino al pallone, potrebbe calciare lui, però Fava al momento sembra non volersi spostare da lì, quindi probabilmente vorrà calciare proprio lui. Nel frattempo in barriera vediamo Fiorentino e poi Vallecchia e anche Tuzzolino, quindi 3 uomini in barriera. Riccardo Romeo vuole tutti in barriera, non vuole farle passare questo pallone, poi indica invece a Giuliano andare sul secondo palo, però effettivamente Giuliano dice al compagno che effettivamente con la numero 26 Andrea Pennino è solo, e Giuliano infatti deve fare un po' un doppio ruolo perché deve stare attento sul secondo palo ma anche sul rimorchio. Fava, la tattica e poi Romeo non blocca! Ed ecco il gol di Andrea Pennino che fa quindi 3-1, e Giuliano effettivamente l'aveva detto al compagno: bisogna avere un uomo in più lì perché se il pallone termina tra i piedi di Pennino potrebbero essere guai, e infatti è stato proprio così, l'aveva predetto il numero 11.
3-1 il risultato, con il di Club Palermo che stava giocando decisamente meglio in questo secondo tempo, ma deve vedere arrivare il tris da parte dei padroni di casa di questo derby, con la rete firmata proprio da Andrea Pennino, che fa 3-1. Fiorentina intanto buca il pallone, poi scivola Fava, si accontenta di questa rimessa laterale, zona offensiva, e Pianez che ha colpito praticamente nell'unica occasione. Le finte, va verso la porta con la punta, poi Romeo in anticipo, sventa tutto, riparte in contropiede con Vallecchia, velocissimo, Vallecchia viene fermato, lottano i due, poi Fava, esce benissimo Pennino che diavolato adesso, poi cerca i compagni, non li trova, dalle rimesse a tre ritmi veramente altissimi adesso con Romeo che fa subito partire Fiorentino. Nel frattempo uomini in panchina che si stanno riscaldando. Fiorentino vuole il destro, poi si appoggia Vallecchia, Veloce! Fiorentino cerca un appoggio che però non arriva, Vallecchia, le finte, ancora Fiorentino che prova la conclusione col destro, e non era una brutta situazione questa creata da Emanuele Fiorentino, che però lascia il campo a Francesco Tuvè. Si riparte dal basso quindi con Francesco Barcellona che va subito in avanti, colpo di testa di Tuzzolino, poi prova Strongoli qui a infastidire i suoi avversari ma non riesce. Tuzzolino, sterzata perfetta, Tuvè, Tuzzolino, Vallecchia prova a rientrare, poi trova il compagno e il buco era anche favorevole per il Club Palermo, con Giuliano che si è trovato davanti Barcellona, ma il portiere ha compiuto ancora una volta una delle sue solite parate, un miracolo per il portiere che quindi fa rimanere sotto sul 3-2. Tuvè si riparte quindi dal basso, allarga il gioco, Tuzzolino cambia tutto, ecco il capitano Tuvè, pressione, la pressione molto alta da parte di Grammatica che riesce anche ad avere la meglio, ma non su Tuvè che esce benissimo con l'esterno, si appoggia Tuvè, allarga il gioco per Vallecchia, entra quasi entro l'area di rigore perché viene fermato all'esterno da Grammatica che sta giocando una grandissima partita adesso. Poi pallone che testa tutta la di rigore, non la tocca a Giuliano, dunque pallone in rimessa laterale, dovrebbe essere no, invece rimessa dal fondo. Grammatica, gancio perfetto, guarda la porta, può calciare, scivola però il 23, Romeo fa ripartire i suoi con grande velocità, Tuvè. Vallecchia, rimangono lì sia Pennino che Grammatica ancora una volta a lottare Grammatica, poi Giuliano si appoggia, Vallecchia. Anche Di Cara, poi si torna dietro, sempre Di Cara, prova il dribbling, l'ultimo tocco però di Strongoli, questo scontro tra under, si gira Giuliano, palla su Di Cara che potrebbe calciare, va sul fondo per la scivolata, ancora di Strongoli, per me Fuzzaletti che non vuole lasciare veramente nulla al caso, sa che questa partita potrebbe essere importante per la classifica, poi palla su Tuvè che cerca la conclusione, la mura con l'addome, Pennino che vince con rimpallo, poi si autolancia, Romeo però lo chiude e l'ultimo tocco è proprio del giocatore in maglia blu. Si tratta quindi di rimessa laterale che viene battuta rapidamente con Di Cara e Vallecchia che scambiano il pallone, cercano un po' di velocizzare. Giuliano, Tuvè, conclusione, murata ancora, ancora rimorchia, secondo palo e sbuca sempre Giuliano, risultato di 3-2, la riapre di Club Palermo con una grande azione veramente da calcio a 5, pallone a rimorchio, conclusione sul secondo palo, sbuca come un fantasma Alessandro Giuliano che è scivolata, non se lo fa dire due volte, fa doppietta personale e adesso ci crede mister Miosi, ci crede soprattutto l'intera formazione. Vallecchia, Tuvè allarga il gioco, poi cerca il compagno al centro, non passa il pallone, Di Cara, c'è Vallecchia ma non lo serve, va centralmente da Giuliano che prova a girarsi, cerca spazio ma cerca soprattutto i compagni, ottiene infatti l'appoggio di Vallecchia,
centralmente, questa volta non riesce a passare. Poi Giuliano adesso lo vediamo anche in difesa, le finte, poi ci ha provato Flavio Muratore. Arbitro, sei senza personalità, arbitro! Si riparte quindi dal basso. Tuve allarga tutto, Vallecchia si cerca una delle sue classiche giocate sulla tecnica, allarga il gioco, Tuve, c'è centrale di cara, lo serve adesso, può cercare anche la conclusione, scodella per Giuliano, poi Barcellona va subito in avanti, ma per battere un portiere come Romeo veramente serve ben altro, lui che lo scorso anno invece ha regalato un gol proprio dal rinvio. Il match contro il Real Sports, si trattava infatti dei playoff del campionato di Serie D, ai tempi dell'extra time in quel caso. 1-2, allontana poi senza badare lo stile Claudio Megna, che la prende, la svirgola probabilmente, ma dice comunque nel suo intento, ovvero quello di allontanare la sfera. Tuttavia il possesso è ancora l'Athletic Club Palermo. Billy l'intermedio, Billy! Palla centrale, la intercetta Tuve, poi Giuliano, Vallecchia, va sul sinistro, può calciare col tacco, lascia lì la sfera, poi apparecchia ancora Giuliano, con la punta questa volta, ma sempre Francesco Barcellona a rispondere. Palla ancora in mezzo, cerca sempre il giro sul secondo palo, poi allontana ancora una volta senza badare lo stile, questa volta Zappulla. Pillitteri si appoggia, Tuve, squadra molto esperta adesso in campo. E sbaglia il tocco perché Zappulla ha pressato tantissimo, Romeo con la suola ci regala una grande giocata, poi casca anche giù. Ok però per il portiere. Pillitteri, doppio passo, Tuve sul sinistro, cerca una giocata che però non gli riesce. Conclusione smorzata. Megna allo spazio, vede l'inserimento perfetto da parte di Zappulla, ma Romeo chiude perfettamente, riparte poi in contropiede Vallecchia che può aprire verso il compagno per la scivolata puntualissima di Flavio Muratore, che sta giocando anche lui come tutti i compagni in realtà una buonissima partita. Vallecchia forza la giocata, riesce comunque a passare. Pillitteri, Tuve con il sinistro, deviazione, Megna ancora una volta mette il pallone in rimessa laterale, non vuole rischiare nulla Claudio Megna. Pillitteri allarga, Vallecchia, sempre Megna, è scivolata. Poi calcio d'angolo sprecato. Viene chiamato anche uno schema probabilmente. Si va da Tuve al volo col piattone, aveva anche impattato bene il capitano esperto, maglia numero 7. Barcellona in avanti, il controllo complicato, ma riesce comunque a mettere giù il pallone, trova anche una rimessa laterale, forse il massimo da quella distanza per lui. Muratore si appoggia, Claudio Megna. Megna può cambiare tutto, c'è anche un segmento di Strongoli, Muratore, Zappulla, poi l'ultimo tocco. Fatto in campo anche con la maglia numero 9 per tutti i minuti Vincenzo Gandolfo. Muratore si appoggia con l'esterno, Megna. Poi prova a controllarla, ma è complicato in questo caso Muratore. Su questo pallone alto di Strongoli. Strongoli si appoggia, Megna
verso il centro, buona qui la giocata, Strongoli, cerca Zappula, va giù, Gandolfo lotta come un leone, riparte qui la T di Claudio Palermo, viene tallonato per a cercare il rimocchio proprio Gandolfo, si riparte da dietro dunque, con Pillitteri. Fiorentino, entrato da pochissimi istanti anche lui, Pillitteri, adesso Vallecchia col sinistro calcio, deviazione, poi ancora Pillitteri, respinge come sempre Francesco Barcellona che da fuori veramente uno dei migliori portieri veramente della categoria. Fiorentino vuole il dribbling, giocata, poi scivola, adesso stanno cominciando un po' a scivolare tutti, tanto fuori Gandolfo, tanto dopo 2 minuti, riecco invece Tabita, Marco Tabita. Non facciamo falli, Pillitteri si appoggia, Tabita, Vallecchia, Fiorentino sempre molto elegante, palla al piede. Tabita danza, poi sul sinistro, grande gioco di Tabita, viene fermato da Megna che ancora una volta regala un grande contrasto, poi si complica un po' troppo la vita, ma tutto regolare, cercava probabilmente un fallo che però non è mai arrivato. Poi si cerca Grammatica, buono qui il suo controllo, difende benissimo il 23, poi cerca con il mancino l'inserimento di Zappulla. Vallecchia converge, cerca Fiorentino, anzi Pillitteri, chiedo scusa, con la conclusione da fuori. Fiorentino, palla centrale, 1-2 per Fiorentino che però non riesce a riconquistare il pallone, si riparte con la velocità di Flavio Muratore che rientra, guarda, testa alta, cerca i compagni ma non li trova, riparte in contropiede con Vallecchia, c'è Fiorentino, palla ancora in mezzo, Barcellona, super, poi prende verso un colpo al viso, il direttore di gara infatti decide di interrompere immediatamente il gioco perché ha preso ovviamente una botta in faccia, chiaramente non voluta. Ma fatto sta che comunque il gioco al momento è fermo, i falli sono 3-1. Anche una brutta botta. Entra infatti la dirigenza del Palermo Futsal 89ers, risultato di 3-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante nel secondo tempo. Il gol prima del Palermo Futsal 89ers con Pennino, poi il gol invece è stato Giuliano, una doppietta personale che comunque dal punto di vista delle statistiche personali sicuramente fa felice il giocatore, forse un po' meno per il risultato. Al momento continua a essere di 3-2 per i padroni di casa. Nel frattempo si riparte da dietro con Megna, Muratore, l'anticipo ottimo di Tuve, un altro time out nel frattempo per permettere anche a mister Alfonso Miosi di poter cambiare forse le carte in tavola. Il risultato sicuramente non lo fa felice. Vediamo se ci sarà spazio per il quinto uomo con Romeo che farà praticamente da giocatore, da portiere, lasciando chiaramente nelle zone offensive il compito ai compagni con un cambio, o se invece si resterà con lo schema tradizionale, insomma. Vediamo cosa ci regalerà mister Miosi in tal senso. Nel frattempo anche il tecnico del Palermo Futsal 89ers a dare indicazioni ai suoi ragazzi, tanti giovani come Megna, come Pennino, Grammatica, che stanno comunque realizzando una partita da esperti della categoria, nonostante la loro carta d'identità non indichi anzi una data tardiva, anzi tutt'altro. Si rientra in campo con Barcellona che si scambia un cenno con Pennino. Dai Ombi, dai Marco! Batte lui la rimessa 3 di in campo. Dai Mano! Pennino. Muratore cerca uno schema per uscire dalla pressione, non riesce, si riparte quindi da Riccardo Romeo. Poi lotta Pennino ancora una volta, perfetto in fase difensiva.
Toccata Vita, poi scontro con Fiorentino. Fiorentino sbaglia l'anticipo, pulito di Pennino 2 volte, scivolata, tutto regolare, invece no, perché Vittorio Rigara ferma il gioco, però c'era un'occasione importantissima per il Palermo, per l'Atletico Club Palermo. E questa volta infatti la panchina è anche un po' infastidita da questo fischio, perché voleva decisamente che si continuasse l'azione. Effettivamente c'era Tuve al secondo palo che aveva ricevuto appena il pallone. Qui forse qualcosa in più avrebbe dovuto fare. Nel frattempo è infatti arrivato il quinto uomo, l'avevamo chiamato durante il break, identificandolo come una possibilità per questa partita. Infatti Tuzzolino sarà il quinto uomo, quindi ci aspettiamo una fase difensiva da parte degli 89ers, invece fase offensiva per gli ospiti, e ricordiamo sono sotto di una rete, 3-2 risultato. Tuzzolino, scambia con Vallecchia, si cerca lo spiraglio corretto. Tuzzolino, Tuve, guarda la porta, ci pensa un attimo, poi si appoggia da Vallecchia che cerca la conclusione. Tuve, c'è Fiorentino in mezzo, si fa però da Tuzzolino. Fiorentino che si complica un po' la vita, riesce a perdere anche il pallone, poi cerca la conclusione verso la porta e non trova veramente la rete per pochissimo. Alessio Grammatica ci ha provato con una giocata sensazionale, era molto complicato, ma da lì credo che si possa soltanto calciare e poi sperare probabilmente di trovare un gol così. Nel frattempo rischia tanto Vallecchia, anche una maglia trattenuta. Vittorio Rigara era molto vicino, questa volta non sanziona, poi Vallecchia manda anche quel paese di Vittorio Rigara che però fa finta di nulla probabilmente. Niente importa, nel frattempo Riccardo Romeo. Mancano 3 minuti come suggerisce anche il tecnico Miosi. Fiorentino, Vallecchia, c'è ancora tempo per attaccare. Tuve rimane in porta a Romeo, adesso il cambio con Tuzzolino, quindi un uomo in più per attaccare. Fiorentino, Tuzzolino cerca in mezzo, va giù, aveva anticipato, ma cerca la porta e ancora una volta per questione di centimetri non la trova. In questo caso ci aveva provato con la 26 Andrea Pennino senza però trovare la gioia del gol. Tuve con l'esterno si appoggia, palla ancora al centro, la scivolata perfetta e puntuale da parte di Pennino che aveva sfiorato il gol qualche istante fa. Giuliano, Tuzzolino, Tuve allarga il gioco, Vallecchia, entrata di rigore, Tuve apparecchia per la conclusione di Giuliano, poi una deviazione, si chiedeva un tocco con il braccio, Vittorio Rigara invece fa continuare, fa ripartita un calcio d'angolo. Tuzzolino la controlla, però non basta perché la palla è già terminata in out, dunque rimessa per gli 89ers che adesso cercano di guadagnare tempo. Ricordiamo il tempo effettivo ormai, quindi non scorre il tempo, però veramente dal punto di vista psicologico può sicuramente dare fastidio un po' agli ospiti che cercano invece di non spezzare il gioco ma rimanere sempre in ritmo partita. Tuzzolino, Fiorentino si riparte dal basso, Tuve, si inseriscono i due compagni sull'esterno, intanto Vallecchia, Tuzzolino, le finte, col mancino, può calciare, c'è stata anche una deviazione da parte della difesa, quindi calcio d'angolo, si continua questo assedio da parte del Athletic Club Palermo con Fiorentino. Si allaccia le scarpe però adesso il con la sacca numero 8, Emanuele Fiorentino. C'è ancora tempo però per recuperare, nonostante manchi sempre meno chiaramente. Stesso Fiorentino a battere, c'è Tuve libero a rimorchio, in mezzo all'area di rigore c'è invece Vallecchia. Nel frattempo mister Miosi carica i suoi, indicando anche il tempo rimanente, 120 secondi. Palla su Tuve che può calciare, le finte, sbaglia il suo appoggio, poi cerca la porta addirittura, ancora una volta da centrocampo, riesce a fermare tutto Tuzzolino, larga il gioco. Fiorentino,
Tuzzolino, Giuliano, può provarci per un istante, poi ci ripensa. Vallecchia, secondo palo, sbaglia tutto, poi Tuzzolino, rimpallo ancora una volta con Pennino. Palla e ancora Bianca. Giuliano cerca la conclusione, viene murato ancora una volta, sarà rimessa laterale sempre da zona offensiva. Giuliano, Tuzzolino, le finte, cerca la conclusione. Fiorentino viene murato però e poi esulta come se fosse un gol la panchina di casa. Tuve ancora con la conclusione 2 volte, poi non arriva il pallone da Tuzzolino. Non è sempre lì, si riparte dal basso con Giuliano, adesso è lui l'uomo più difensivo. Tuve, si inserisce Giuliano, Vallecchia, palla secondo anzi a rimorchio per Tuzzolino che non trova la porta, poi si dispera, ma Miosi lo chiama subito, deve fare il cambio con Romeo che invece prende il suo posto classico tra i pali. Poi lottano i due, la posizione Annolino non la trova, poi intercetta ancora una volta Grammatica, grande partita Grammatica, il palo non riesce a chiudere la partita il Palermo Futsal 89ers, ancora una volta tantissima sfortuna, adesso sono ben 3 le occasioni a porta vuota della formazione di casa, questa volta però questa è la più ghiotta, poi rischia in mezzo a 2 Fiorentino e poi dice qualcosa a Grammatica, nel frattempo il direttore di gara anche Annolino a prendere le difese del compagno. E infatti non aveva nessun cartellino giallo. Mister Costantino a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Vallecchia su un intervento un po' al limite da parte di Fava. Poi Tuzzolino vuole il fondo, viene fermato e shota ancora una volta da Grammatica che sta regalando una prestazione sublime oggi. Tuzzolino la giocano i due, provano a scambiarsi il pallone, si ottengono comunque nel calcio d'angolo. Tuzzolino col destro, murato, poi Giuliano allarga giù ancora Fiorentino, non trova la porta, ma si salva ancora il Palermo Futsal 89ers che ha avuto al suo canto 3 occasioni ghiotte per portarsi in doppio vantaggio, non le ha sfruttate e poi in fase difensiva deve veramente ringraziare Francesco Barcellona. Annolino lotta con Giuliano che anche da difensore sta giocando una partita impressionante, poi Tuve si aggancia con Annolino ma è tutto regolare, poi lo scontro con Fiorentino che va giù, si continua, Annolino ancora così, cerca la porta, ma va bene così perché termina la partita e derby che va al Palermo Futsal 89ers con il risultato di 3-2, sicuramente ha influenzato molto il risultato durante la prima frazione di gioco, quei minuti di blackout. Chiederemo sicuramente al mister Miosi nell'intervista post partita cosa è successo. Poi intanto l'urlo liberatorio da parte di Alessandro Annolino, gara che finisce quindi con il risultato di 3-2. Abbiamo Futsal 89ers che salgono quindi a quota 4 punti, rimangono invece a secco nonostante l'ottima prestazione l'Athletic Club Palermo che quindi adesso deve guardarsi soprattutto anche in vista della prossima partita importantissima in trasferta contro il Sant'Isidoro Bagheria. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, qui da Marco Genduso di Sportisile è tutto, vi ringrazio e alla prossima.